Parliamo di politiche linguistiche nell'approfondimento del nostro TG. Nei giorni scorsi a Cagliari gli indipendentisti di Progress hanno presentato la loro proposta orientata verso l'affermazione di un plurilinguismo che in Sardegna comprende 5 diversi idiomi. Vi lascio in compagnia dell'approfondimento firmato da Piersandro Pillonca, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Antonio Gramsci lo aveva intuito 80 anni fa, quando un popolo pone la questione della lingua, diceva il pensatore comunista, pone evidentemente un problema più ampio, politico, economico e culturale. Da questo assunto parte la proposta di politica linguistica di Progetto Repubblica de Sardigna, presentata nei giorni scorsi a Cagliari, presenti alcuni studiosi e scrittori. Una proposta frutto di un lungo lavoro durato per oltre 3 anni e coordinato via web dagli Stati Uniti da Martino Di Beltulo, ricercatore all'Università del Michigan. Progress parte dal riconoscimento del diritto di ogni cittadino ad esprimersi nella propria lingua, un diritto che deve essere riconosciuto e tutelato dalle istituzioni. Si tratta in realtà di contribuire a trovare una soluzione che sia politica, sociale, culturale, che dia la possibilità alla questione linguistica di tradursi in una soluzione condivisa che liberi le lingue della Sardegna e le faccia vivere finalmente in una condizione di normalità, in un ambito nazionale sardo, perché il problema storico fondamentale, il nodo fondamentale di questa questione è che un'ottica regionale sulla questione della lingua sarda, così come su tutte le questioni che riguardano la Sardegna, è un'ottica perdente, che contribuisce ad aggrovigliare la matassa anziché a sbrogliarla. Quindi un'ottica nazionale, una visione d'insieme all'interno della quale la soluzione della questione sia politica. Invoca una soluzione politica, dunque, Progress, nell'ambito di un plurilinguismo e un confronto fra culture che possano favorire lo sviluppo economico e sociale della nazione sarda. Per far questo occorre però tutelare prima di tutto chi porta avanti le politiche linguistiche. Gli indipendentisti chiedono una legge quadro che dia certezze alle decine di giovani che oggi lavorano da precari negli sportelli linguistici comunali e provinciali. Noi proponiamo l'elaborazione e la stesura di una legge quadro, appunto, da parte della Regione autonoma, che possa garantire in maniera definitiva l'impiego nel medio e nel lungo periodo di questi operatori che a tutt'oggi sono senza tutela, ma sono il nervo, la spina dorsale reale di una evoluzione in positivo di quella che è una politica plurilinguista e moderna oggi in Sardegna. Nuove norme dunque per tutelare le lingue, evitando tentazioni folcloristiche, guardando invece alla contemporaneità. Comumente Progress Progetto Repubblica è usato questo già su internet che si arriva da io.net, quindi in pratica è portato in sardo Google, sa gente che si collega da poi entrare in questo già su poi cerca i sfuggiti su Ghiolidi e adatta i risultati in sardo. La proposta di Progress riconosce 5 sistemi linguistici in Sardegna: il sardo, il catalano, il tabarchino, il sardo corso e l'italiano nella variante parlata nell'isola. Un aspetto quest'ultimo destinato a scatenare un acceso dibattito tra gli studiosi. Ne sono consapevoli gli estensori della proposta. Noi sappiamo come è stato imposto l'italiano in Sardegna, è stata un'imposizione con dei tratti anche di violenza. Sappiamo benissimo come sono andate le cose, l'italiano non è una lingua che storicamente appartiene ai sardi e alla Sardegna, però è una lingua che appartiene ai sardi nel senso che i sardi la maneggiano, la usano e tutti i sardi la usano. Lasciamo perdere quindi l'origine di questa appropriazione, diciamo così. Consideriamo l'oggi e il domani. Vogliamo escludere dalla nostra politica linguistica tutti i sardi che usano prevalentemente, se non esclusivamente, l'italiano da questo nostro progetto di risoluzione della questione linguistica? Non ci sembra né realistico e neanche giusto, perché noi ragioniamo in termini intanto non nazionalisti e non etnocentrici, ma soprattutto dobbiamo partire da un dato di realtà storica che vede l'italiano tra le lingue parlate e usate in Sardegna è in molti casi l'unica lingua parlata e usata in Sardegna, purtroppo dico io. Allora, rafforzando le altre lingue, dando a tutte le lingue sarde gli stessi strumenti e lo stesso spazio, sicuramente lo spazio dell'italiano si ridurrà, crescerà lo spazio delle altre lingue perché sarà un fenomeno inevitabile e a quel punto sarà la storia e l'utilizzo pratico delle lingue a stabilire se ci sarà una nuova egemonia
oppure se continueremo a vivere nei prossimi decenni in un regime di multilinguismo. Un dibattito seguito con interesse dagli scrittori come Paola Alcioni, autrice bilingue, presente all'incontro promosso da Progress. È una proposta che permette di fare un passo in avanti? Ma io adesso la analizzerò nei dettagli perché è una proposta molto lunga, molto articolata. Mi ha trovato però idealmente già d'accordo sui punti fondamentali, e cioè l'accettazione di quella parte di noi che parla un'altra lingua all'interno della nazione sarda. Io stessa come scrittore ho dovuto affrontare questo nodo, risolverlo. Non potendolo risolvere politicamente, l'ho risolto artisticamente, accettando la mia parte italiana in questo senso e quindi scrivendo nelle due lingue.